Eder. Mech. Pallister. La sera del 30 dicembre 2021 Pier Giorgio, il figlio di Sebastiano, resta impantanato sul vallone in zona Lago Doberdò e chiama il padre. Il padre ovviamente racconterà questo episodio con tanta dovizia di particolari discordanti da insospettire tutti. Mi sembra che sia arrivato il momento di rendere pubblico dove è rimasto impantanato Pier Giorgio, il 30. Voglio aggiungere questa documentazione a quello che è successo con la sera del 30. Era qua così. Io penso che lui era in macchina perché gli scappava la pipì. Scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Allora lui è arrivato qua, si vede che non si è accorto, è andato avanti ed è finito impantanato. Per fortuna poi è riuscito a fermarsi. Saranno 10 centimetri, forse anche meno, di scalino. Perché adesso magari c'è erba qua, ma quella volta non c'era proprio niente. Quindi quella sera non c'era erba, allora questo significa che tu quella sera avevi un'ottima visuale, che non c'era buio. C'è un gradino che non è particolarmente profondo. Non è no, però non hai la possibilità di prendere la rincorsa, no? Cioè magari fare quei 20 centimetri e dopo darti lo slancio per uscire. Le due ruote quindi sono finite oltre uno scalino, non c'è spazio perché praticamente la macchina è adiacente allo scalino e non può andare indietro. Due ruote quindi fuori strada, con la macchina nitidamente disegnata fuori strada col davanti. Peccato che molto tempo fa Sebastiano dichiarò quanto segue. Io non sapevo cosa mi aspettava, io sapevo che mio figlio si trovava in difficoltà. Ho visto che era con la gomma sinistra finita in un affare così che non riusciva a venire fuori. Ma torniamo al presente. Io l'ho tirato fuori con dei cavi non protetti come questi che venivano agganciati sotto la macchina e altri dalla mia macchina arrivavano qua e con il lucchetto. Poi abbiamo legato questi cavi qua. Con quegli altri due e è venuto fuori che siamo riusciti a tirarla fuori. Gabriella dice che siamo andate ad Oberdo a fare due chiacchiere. Sono cose che dice lei. Io ho giustificato le mie cose. Io ho detto a mio figlio: guarda, se riusciamo coi cavi a fare questa cosa qua, altrimenti chiamiamo un carro attrezzi. Ci sono i carro attrezzi in un certo punto, ci sono anche le prove, perché io ho chiamato Arturo per dirgli: guarda, c'è mio figlio. Poi bisogna vedere la situazione. Lì c'è buio assoluto. Non ci sono luci. Non c'è niente, buio assoluto. Un freddo da morire. Io a un certo punto ho detto al mio amico Arturo: guarda, sto uscendo perché mio figlio si trova sul vallone e sta urlando come un pazzo che non riesco a capire cosa sia successo. Dice ad Arturo che Pier Giorgio grida e tu non capisci cosa sia successo. Allora ogni volta che qualcuno grida al telefono ti viene da prendere dei cavi e di partire. Se tu non hai capito cosa era accaduto a Pier Giorgio, perché hai pensato di dover prendere dei cavi? Io ho pensato che magari stesse male, avesse qualche problema. Poi ho chiamato Arturo. In un momento in cui abbiamo risolto le cose e c'è la telefonata. Io quando sono ritornato a Trieste, dopo aver aiutato mio figlio, ho chiamato Arturo e gli ho detto: guarda, che non è niente di grave, solo successo questo e siamo ritornati. C'è un 100 e passa chilometri da casa di Arturo. Io non ho chiesto aiuto a Arturo, ho solo avvertito Arturo di quello che era successo. Perché ho telefonato a Arturo quando sono partito e poi ho telefonato di nuovo ad Arturo quando sono ritornato.
Probabilmente Sebastiano avrebbe fatto meglio a risparmiarsi la simulazione del recupero dell'auto di Pier Giorgio di ieri sera, perché adesso ha lasciato più dubbi di prima. Intanto, per come fa vedere lui, c'è spazio davanti al famoso scalino per andare avanti, quindi 20-30 cm poteva andare avanti, prendere quella minima rincorsa e riuscire a scavalcare lo scalino. Naturalmente, se una delle due ruote fosse stata sullo scalino e quindi solo la sinistra fosse stata affossata, non ci sarebbe stato alcun problema, per cui la precedente versione di Sebastiano è completamente falsa. In questo caso poi oltretutto dovremmo dire che l'auto di Pier Giorgio sarebbe stata in mezzo alla strada, l'avrebbe praticamente ostruita. Difficile pensare che in un'ora non sia passato nessuno da lì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.